Padova tra le città d'Italia più care, a dirlo l'Unione Nazionale dei Consumatori, che cristallizza in nona posizione la città del Santo a livello nazionale per l'aumento della spesa rispetto allo scorso anno. Ad aumentare sono soprattutto i prodotti alimentari, in testa l'olio con il più 46%, a seguire frutta fresca, ma anche aumentano i trasporti più 18%. Tradotto in euro, questo significa che per una famiglia composta da 2 persone la spesa annua aumenta di oltre 430 euro e oltre 580 euro per una famiglia di 3 persone. Noi abbiamo chiesto ai padovani quali sono secondo loro i prodotti che hanno subito un maggior rincaro in quest'ultimo anno. Sentiamo. Parliamo di alimentari, sicuramente la frutta e la verdura chiaramente è aumentata molto. Secondo l'Unione Nazionale dei Consumatori, Padova è una delle città più care, che ha subito più rincari in quest'ultimo anno. Lei ha notato questa cosa, questo aspetto? Che le cose siano aumentate è vero, bisognerebbe fare il confronto anche con le altre città, non so se voi intendete anche con la differenza con le altre città. Sì, è nona in Italia, tra le che ha subito più rincari. In effetti si nota quando si va al supermercato che le cose sono cambiate, lo notano tutti. I motivi non lo so, speculazione, costi, non so, è difficile, bisognerebbe fare una ricerca approfondita. Dove noti questi rincari? Al massimo facendo la spesa, un pochino, ma per il resto non ho notato grandissime differenze, sinceramente. E sulla spesa quali sono i prodotti dove incide secondo te di più? Domanda difficile, è un po' generalizzato, mi sembra, l'aumento. Vedo che c'è più che altro la necessità di trovare una continua motivazione per lamentarsi di un qualcosa che insomma sì, fa parte della nostra società, insomma. Ho notato anche io un aumento dei prezzi sia nell'olio, in tutto, voglio dire. Sì. L'olio è il più caro in L'olio è il più caro, sì, di 3 euro è partito da 7-8 euro, è arrivato a 10 e passa, 11 al litro, oppure le bottiglie più piccole, il prezzo identico ma le bottiglie molto più piccole, sia per le bibite che per l'olio e il resto. Dove ha riscontrato prezzi più alti? Tantissimo in tutto quello che è il cibo. Tutto, hanno aumentato tutto. Dove ha visto più rincari nell'ultimo anno nella spesa? Sulla frutta e la verdura, quella sì, tanto. Sì, un po' di rincaro c'è. Comunque per il quotidiano bisogna adattarsi e prendere lo stesso. Nella spesa lei dove ha notato maggiori aumenti di prezzo? La frutta e verdura. Soprattutto nella parte alimentare, che per chi fa la spesa di una famiglia praticamente con 5-6 persone si è visto proprio l'aumento dei prezzi, ma non poco, quasi il doppio. Sì, è proprio vero. Dove secondo lei sono aumentati? Anche nelle piazze, anche nel mercato delle piazze, nel mercato delle case, anche se non le vendono, però tirano sui prezzi.